Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Might Magic Duel of Champions. Allora raga, siamo a livello 17, abbiamo 136.000 monete, 1024 sigilli, aspetto di arrivare a 1200 per comprare il pacchetto, il cofanetto Guerre Dimenticate. Se siamo con il nostro deck Luce Divina, siamo con la luce appunto, col mazzo rifugio. Andiamo ragazzi, voglio provare un match, primo match online. E sono con un deck veloce, o comunque abbastanza veloce. Siamo Luce versus Lux. Ok. Andiamo ragazzi. Speriamo di fare una buona figura, anche se perdiamo chi se ne ciava. Qua sono fermo, sono arrivato a 500, anche a 600, ma non riesco ad andare oltre. Oltre i 600 non sono riuscito ad andare, se sono fermo sempre galleggio tra i 530 e i 550. Ora sono andati anche 520, 501. Oh, ok. Sentinella crociata, minchia. Allora. Vediamo un po'. Allora, mettiamo questo. Ok. Vai. Luce versus luce. Oh, il Takas, eh. Non mi ha fatto niente. Adesso questo qua ha 2 di difesa dalle creature ravvicinate, però questo è un tiratore, quindi purtroppo va così. Porca puttana. Evviva. Allora, questo è un piccolo problemino. Allora, vediamo un attimo. Questo lo cazziamo di qua. Questo lo mettiamo qua che attacco veloce. Però dopo, questo praticamente attacco rapido, quindi può attaccare subito, però alla fine del turno si distrugge. Ok. A posto, non si, diciamo che non siamo messi stra mega bene, però abbiamo qua 2 carte che possono dare fastidio. E che sto mignottone comincia a mettere tante creature. Porca puttana. Vabbè, stiamo tranquilli, stiamo rilassati. 2, 4. Ok. E qua mi becco altri 4 punti. Dio santo, che do coglioni. Inizio un po' difficile per il Comandone, ma possiamo rimontare. Dai, merda umana, dai. Siamo 13-17 per il mio avversario. Cortez, box 360. Porca puttana. Oh, questo forse non ha già più carte buone, spero. Avrà magari tanti incantesimi. Io ho tante creature. Ok, questo va fuori dai coglioni. Il problema è che adesso però. Vabbè. Prendo altri 3 punti sicuri. E dalla prossima devo assolutamente buttare creature e sperare che non ne metta tante, perché sennò sono cazzi nostri. 10-17 ragazzi. È in vantaggio sto besoide di merda. Però sta prendendo carte, vuol dire che è un po' in difficoltà. Speriamo di avere un po'. Ah, va a cagare. Bella quella. Qua ho preso una bella carta. Fammi ragionare. Io me la rischio così. Gebutemoson Kakuea. E un punto prendo ancora. Giochiamola così.
Secondo me lui è in difficoltà con le creature. Non ha creature. Il Cortez non ha creature, secondo me. Spero almeno. Forse ne ha presa una adesso che ha fatto il... che ha pescato una carta. Possiamo ancora rimontare tranquillamente. Se non ha bava o robe varie, possiamo rimontare alla grande. Infatti, non ha più un cazzo. Sto stronzoide. Ok. Ok. Vai. A posto. Speriamo bene, ragazzi. Aumenta, oddio, eccolo qua. Sei pieno di incantesimi, sto fio della mignotta. Eccolo qua. Eccolo là, il merdazza, eccolo là, il merda. Puttana troia. Ok. Ma va a cagarsi, cura anche l'eroe. Chi cancari, tamocari. Allora. So, questa sprecarla adesso. Pari a 5. Me la gioco adesso e speriamo bene. Cioè, qua chiaramente non posso attaccare perché il merda ha messo questa. E adesso vediamo, più creature io, però chiaramente siamo 9 a 19, quindi non siamo messi assolutamente bene. Ho giocato quella carta che è una delle migliori che ho come incantesimo presto, perché devo assolutamente avere il controllo del tavolo, cioè del campo adesso. Ma che puttana di Tomare, però sei proprio un bueo Tomare, Dio Cristo. Meno male che ho tante creature adesso, però è chiaro che Gavaran Kaiju chiaramente. Non siamo molto fortunati per il momento, diciamo che la fortuna non sta a casa nostra. Ok. Ok. Ciao merda. Questo non possiamo fare un cazzo. Dobbiamo sperare che non deve avere... Ecco, adesso beh, finché prende così è un buon segno. Tensione in questo derby di luce. Ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo. Ok. Quindi questo che cazzo ha che non mi ricordo. Me l'è dimezzato. Ma che a puttana. Benedizione. Che mangia cappellotti. Evviva. Allora, 5. Però se 3-6 preferisco giocarmelo qua. Dobbiamo buttarlo un po' giù sta merdaccia umana. Questo lo cazziamo così. Ok. Prendi una carta. Molto bene. A posto. Ok, la situazione non è disperata, anzi, siamo in vantaggio. Il discorso è che basta un attimo questo gioco per cambiare le sorti di tutto. Questa è andata, chiaramente. Cazzo, e questa cosa fa? No, ma vai a fare in culo, puttana che non sei altro.
Pesante questa, pesante, non posso attaccare. Chi cancari di morti. No, 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 che cazzo sto combinando, mamma mia, cosa ho rischiato qua. Che figlio di puttana, allora. Non posso, non c'è niente da fare. E qua adesso col fatto... Qua ne perdo 2, però lui le perde tutte. Però solo 4. Ha fatto una cagata. Speriamo che vada via. Vabbè, almeno una è andata. Però... la partita non si sta mettendo bene. Quella cazzo di carta di merda che non potevo attaccare. Bastardo. Bravo. Culattone di merda. Questo gioco purtroppo ha il potere di farmi incazzare abbastanza. È ancora tutto in gioco, raga. Tutto in gioco. Perché il merda doveva mettere la carta. Ah, che culo di me. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, mi fai schifo, sei un uomo inutile, sei. Tutto ribaltato, incredibile, incredibile. Incredibile, bastardone. Ok. Vediamo quanti incantesimi ha ancora sto mignottone. Dai, muovite, vecchio, muovite. Altra cosa, qua la gente sta 10 ore per giocare. Cioè, mamma mia, dai. Ok, quindi manca carte. Oddio, eccolo là, anche lui c'ha quella là. Ce l'ha anche lui, al 90% anche lui la carta che mi può spazzare via tutto. Puttana troia. Che partita, ragazzi. Dai, mettila, ci deve pensare anche a sto coglione. Muovite. Ah, la metterà qua e qua, penso. Qua e qua deve mettere. Eccola là, bravo. Qua veramente siamo sfigai però, cazzo. L'abbiamo rimontata alla grande. Che bravo che sei. Questo è un colpo al cuore pesantissimo. Adesso l'è dura, raga. Adesso l'è dura. Adesso l'è molto dura. Qua c'è anche la protezione. La vedo durissima, fioi. Ok, allora intanto pari a 3. E vai a fare in culo, merda umana, schifoso pezzo di merda obeso. Allora, quanto mi piace insultare qua i... Sono un po' pazzo, ragazzi, cioè, lo sapete. Qua è a 1. Sta merda che lo rimette a posto. Dai, non che può andare sempre bene, però. Dai, non te può andare sempre bene, vecchio. Non può avere ancora troppi incantesimi. Ne ha già usati tantissimi, cazzo. Un solo grido, un solo allarme. Ancora, che a puttana di tomare. Devo buttare giù quelle carte là che ricaricano. Che cazzo. Ciao, messi bene, proprio per niente. Speravo. Allora. Questa la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Questo lo piazziamo qua.
tutte le protezioni, non c'è niente da fare, non puoi fare un cazzo, ma puttana Eva. Partita combattuta, ragazzi, partita combattuta. Chiaramente io non sono un pro a sto gioco, quindi avrò fatto anche cagate probabilmente. Guarda che palle, guarda che culo però. È un po' di bava sto ragazzotto. Un solo grido, un solo allarme, sei una merda del cazzo, sei una merda del cazzo. Adesso deve pensare 2 ore. Mi piace questo duello psicologico dove mi incazzo con l'avversario. Mi gasa. Però me l'ha messo in culo. Perché adesso è ricaricato da quella puttana là, da sta zoccola qua che... Sta sorella devota che mangia cazzi a tradimento, perché ne mangia veramente a tradimento. Purtroppo a creature. Sta merda creature. Adesso chiaramente avrà la carta perché non può sbagliare. Eccolo là. Dai una carta veloce, niente da fare. Quattro. Niente, non c'è niente da fare. Qua non posso. Dai, che sboro 6-2. Vediamo cosa si inventa sto stronzone. Sono stracoperto, cazzo, non posso perdere. Se perdo veramente, cioè, non lo so. Vediamo. Cortés, Cortés. Non è che puoi fare tanto, cioè, nel senso, hai 2 carte. Questo è il tavolo, gioca, madonna, sti qua che gara a pensare come fosse filosofia o politiche estere. Dai, gioca, non sa spaccare i coglioni. Ecco, cagarda. Non è ancora vinta, non c'è niente da fare. Carica. E siamo? Ciao! Muore! Oh, bene. Velocità. Quindi velocità, aspetta. Velocità. Mani nel cash. E winner! Come ne ho vinto? Oh. Ah, ecco, mi mangiavi i coglioni. Grande vittoria, ragazzi. Grande vittoria, ma qua che cazzo è successo? Vabbè, non lo so. Si è incriccato il gioco. Vaneggi sarà un hacker, questo forse non accetta la vittoria, si è bloccato. Vabbè, insomma. Comunque, ragazzi, abbiamo vinto, tutto positivo. Volevo far vedere così un video tanto per far vedere un po' il gioco. Se volete altri video, aspetto un commentino. Il Kumendone ha questo stile un po' incazzoso, quindi sto gioco qua sarà un Kume molto aggressivo. E niente, saluto il Kumendone veneziano. Ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.